Buongiorno a tutti, domenica 3 marzo, sono le 7, è tardi. Salirò oggi fino allo Scalo Orbi per vedere la situazione. Ieri è salito Lupin e Denis per un sopralluogo, ci sono delle scariche lungo il percorso, quindi andrò a vedere la situazione neve com'è, vi aggiornerò con qualche panoramica e quindi ci vediamo più tardi. Buon risveglio, buona giornata, Mauro, gli amici del Carega. Si parte, situazione neve, nuvole basse, ma oggi sarà una schiarita, strade pulitissime e siamo a Revolto. Ed ecco qua, inizia la neve e questa è la panoramica da Revolto. Iniziamo a salire, prendiamo il sentiero che parte a sinistra della chiesetta per riagganciarci alla carrozzabile sopra, mentre la neve è morbida, quindi si va di ciaspole. Questa è un'alternativa per chi vuole variare il percorso alla partenza. Ed eccoci qua, ci siamo incrociati di nuovo con la carrozzabile. Come avete visto è appena passato il Buon Mattia del rifugio Pertica. La neve è molto morbida, quindi ciaspole a go e si prosegue. Eccoci arrivati al Buon Gesù, lo salutiamo prima di salire, è il nostro lascia passare prima di questa escursione, mentre è appena passato Mattia per raggiungere il rifugio Pertica. In questo momento le nuvole si sono abbassate, visibilità 50 metri, però non importa, siamo a contatto con la natura, quindi va bene così. E siamo arrivati al rifugio Pertica. Al momento le nuvole si sono abbassate, quindi la panoramica della grande terrazza del Pertica non posso farla, speriamo tornando indietro più tardi. Il silenzio è assoluto.
un caffè e poi si riparte. Neve ce n'è molta. Si riparte, destinazione Scalorbi. Come si vede ci sono cumuli di neve, è alta, io penso circa un 80 cm ci siamo. È iniziato anche il vento, sperando che porti via un po' di nuvole e si apra il cielo. Lo spettacolo della natura è anche questo, quando le nuvole si alzano e ti fanno vedere quello che 2 minuti fa non si vedeva. È come se aprissero uno sipario. Come si può vedere, queste sono le impronte di persone passate senza ciaspole, sono sprofondati e noi proseguiamo. Ed ecco qua il sentiero che porta a Costa Media, che sale sulle creste del Carega, ed ecco il sentiero coperto. Mentre noi giustamente si prosegue sulla carrozzabile, ci sono cumuli di neve dappertutto. Continua il nostro sentiero con un paesaggio, direi, lunare, però il silenzio è totale. Siamo arrivati in prossimità della galleria e qui abbiamo una scarica. Ed ecco la galleria in invernale.
eccoci arrivati alla curva dove l'inverno con la neve qui scarica sempre. Il primo è questo e il secondo è laggiù, quindi dovremo oltrepassare e proseguire sulla carrozzabile. E siamo arrivati all'altezza del bivio che porta al vallone della teleferica, il 108B. Come vedete, giustamente non ci sono tracce, valanghe, pericolo valanghe livello 4, quindi non se ne parla, e quindi proseguiamo dritti per il 109, immersi ancora nella nebbia. E siamo arrivati alla segnaletica CAI che segna sotto Malga Campobrun, naturalmente visibilità 0, e si prosegue fiduciosi . Come si può vedere siamo a visibilità 0, è tutto bianco. È tutto bianco. Siamo arrivati alla cartellonistica. Vi posso assicurare che se non conoscessi bene il sentiero sarebbe impossibile proseguire. Proviamo ad andare avanti e vediamo cosa succede, ma basta guardare, è tutto bianco. Sono arrivato agli altri cartelli dove in teoria si dovrebbe vedere la vallata di Requaro, e invece siamo sul bianco totale, non riesco nemmeno a vedere il rifugio Scalordi.
vedo a malapena le mie tracce. Ed ecco qua la chiesetta dello Scalorbi, pazzesco, c'è tantissima neve, sono coperte persino le staccionate. Guardate, sono a altezza tetto. Questa è la situazione, la chiesetta, mentre il rifugio invernale non ci si riesce ad entrare. Guardate, è tutto coperto. Sono all'altezza del tetto. Purtroppo oggi devo abbandonare la panoramica, non riesco a farla, è impossibile. Visibilità 5 metri, sperando di tornare al Pertica che si sia aperta un po' e quindi si riprende la discesa, mentre di me, come vedete, il ghiaccio esiste, c'è e fa freddo. Come si può vedere, oggi è impossibile fare la panoramica. Guardate il cumulo di neve che c'è in questa parete, pronto a cadere. Ed ecco qua il punto dove scarica sempre, quindi fate molta attenzione a questo passaggio. Dopo aver salutato i ragazzi scout di Desenzano, e si prosegue verso il Pertica.
la galleria, mentre la nebbia non si alza. Ed ecco che un timido sole si sta affacciando. Speriamo in una panoramica da Rifugio Pertica. Eccoci qua tornati al Pertica e adesso si mangia qualcosa sperando che si apra il cielo, ma le previsioni sono cambiate. Buongiorno a tutti dalla terrazza panoramica del Rifugio Pertica. Davanti a noi la Val di Ronchi. Sono salito allo Scalorbi, visibilità zero. Vi posso assicurare che oggi era il bianco totale, non si vedeva nulla. Riparto da questo rifugio dopo aver incontrato persone che mi hanno regalato il sorriso. Quindi questa è la panoramica di oggi. Il tempo sta cambiando ancora, quindi auguro a tutti voi il buon inizio settimana con la ripresa della ferrata di Asin, che prossimamente la faremo, e con questo buona continuazione a tutti quanti. Mauro, gli amici del Carrello. Ripartiti con il meteo che fa i capricci. Ed ecco qua la nebbia che persiste, mentre la neve è molto pesante, è bagnata. E siamo arrivati al buon Gesù, quindi lo ringraziamo per la giornata e ci vediamo alla prossima. E noi continuiamo il sentiero per la carrozzabile. Ed eccoci qua, arrivati alla curva, prendiamo il sentiero 287, Rifugio Revolto, 10 minuti da dove siamo saliti stamattina, con un po' di attenzione perché a quanto sembra è bagnato, e accorciamo di un paio di minuti. Sono tornato al Rifugio Revolto, ultimi metri, e poi vi darò tutte le informazioni. Buongiorno a tutti, escursione terminata, sono stati 13 km, Revolto, Pertica, Scalorbi, ho fatto un paio di giri attorno, la visibilità era zero, vi posso assicurare che più di 2 metri non si vedeva nulla, era il bianco totale, quindi nel video che uscirà farò vedere l'impatto che si ha, nebbia e neve. Quindi sono tornato indietro, ringrazio gli scout di Desenzano che si sono fermati a scambiare 2 parole, a tutti quelli che mi hanno regalato un sorriso e poi immortalato con delle foto, naturalmente le vedrete durante la settimana. A Rifugio Pertica, che come al solito 5 stelle, si mangia benissimo, a tutto lo staff, a Romeo, a tutti quanti,
simpaticissimi, a Oscar che ho trovato dopo rifugio, e con questo concludo augurando a tutti voi la buona settimana, buona continuazione. Aspettate i video, le foto. Mauro, gli amici del Carrega.